Quanti passi fare ogni giorno per restare in salute? Io sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e oggi risponderò in maniera scientifica a questa domanda che almeno una volta ci siamo fatti tutti nella nostra vita. Molte persone risponderanno 10.000 passi perché è quello che si è sempre sentito dire e quello che è stato sponsorizzato anche dal personale sanitario, ma questi dati derivavano più da opinioni di esperti e piccoli dati scientifici piuttosto che su forti evidenze. Recentemente però è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista internazionale Lancet Public Health una meta-analisi, cioè una raccolta di più studi, in questo caso 31 grandi studi, con dati di oltre 160.000 persone adulte e sono stati valutati a livello incrementale in base ai passi che venivano fatti ogni giorno i benefici sulla salute. In particolare sono stati messi a confronto due grandi gruppi: coloro che facevano un'attività fisica blanda che consisteva in circa 2.000 passi al giorno e coloro che invece facevano almeno 7.000 passi ogni giorno. Come potrete immaginare, coloro che facevano almeno 7.000 passi al giorno avevano i benefici maggiori, ma andiamoli a vedere nel dettaglio. Una precisazione che faccio subito è che in questo studio si è visto come all'incrementare dei passi aumentavano anche i benefici, e questo era vero in maniera particolare fino ai 7.000 passi. Superati i 7.000 passi c'era comunque un maggior beneficio, ma in maniera molto più lieve rispetto alla fascia fino ai 7.000 passi. Quindi il vero cut-off che è stato identificato in questo studio, il limite da superare ogni giorno di passi, è stato proprio quello di 7.000 passi. I dati che sono emersi sono stati davvero incoraggianti. Chi faceva almeno 7.000 passi al giorno rispetto a chi ne faceva soltanto 2.000 aveva una riduzione del 47% di mortalità per tutte le cause, una riduzione del 37% di mortalità per neoplasie e un 25% in meno di incidenza di malattie cardiovascolari. Inoltre si è vista una riduzione del rischio di contrarre il diabete mellito di tipo 2, di sviluppare demenza o di sviluppare dei sintomi depressivi. Infine, con una evidenza un po' più scarsa e quindi da prendere un po' più con le pinze, abbiamo avuto anche una riduzione della mortalità cardiovascolare. Come interpretare questi risultati? Sicuramente chi fa già più di 7.000 passi, ne fa 10.000 o anche più, può continuare così tranquillamente perché va benissimo. Chi invece non raggiunge i 7.000 passi deve sapere che più passi si fanno ogni giorno e maggiori sono i benefici. 7.000 passi è il limite da superare per avere tutti i benefici che abbiamo detto. Sicuramente 7.000 passi è un obiettivo più raggiungibile rispetto ai 10.000, quindi chi era demotivato dal dover iniziare a fare camminate e movimento con 7.000 passi dovrebbe trovare un po' più di incoraggiamento. Se vi è piaciuto questo video vi invito a condividerlo e a seguirmi sulle mie pagine social Facebook, Instagram e YouTube Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, per ricevere altri aggiornamenti in campo medico e cardiologico come questi. Grazie e buona salute a tutti!